Sì, intanto intervengo anche un po' per calmare gli animi, perché francamente mi sembra esasperato ed esagerato questo atteggiamento. Capisco che quando si è in pochi bisogna gridare di più. È una di quelle cose che ho provato stando dall'altra parte. Quando si rimaneva in due o si rimaneva in tre, si gridava di più per farsi sentire. Perché consigliere, no, scusatemi, io non ho interrotto nessuno, né ho vociferato quando stavo parlando. Rispondo alle domande, che sono domande provocatorie, e rispondo legittimamente. Mi si dice sospendete il Consiglio Comunale per raggranellare i voti. Oggi i voti che servono per il Consiglio Comunale per approvare il PEF sono 4, posto che voi siete 3, perché serve uno in più. Quindi dove sta questa necessità? Allora, alla provocazione rispondo con una provocazione. Oggi per approvare il PEF servono 4 voti, perché voi siete 3, ne servono di più, siamo in 4. Ok? Quindi queste provocazioni sono soltanto provocazioni che il sindaco non intende accettare e non rispondo a domande tipo non vi vergogno, tipo vi sembra normale. Sull'emendamento nello specifico e sulla premialità, io ricordo una sua interrogazione a cui risposi serenamente e risposi tra l'altro non capendo che era una provocazione. Poi lei mi chiarì il senso di quell'interrogazione, presi talmente sul serio quell'interrogazione. Poi lei mi disse, ma sindaco è una provocatoria. Mi sembra che le interrogazioni, per carità, la politica può essere tutto, però in Consiglio Comunale, che è il massimo consesso della città, lei fece un'interrogazione in cui chiese di immaginarsi una forma di sconto per i cittadini di Noa che con tanti sacrifici, che poi voglio dire sono i sacrifici di ogni buon cittadino, facevano la differenza altamente per i galatinesi era più facile prendere la busta e buttarla nel cassonetto. Mentre forse è un po' più complicato per quanto ritengo che la società civile e la società di una città del 2008 debba arrivare a quello. Punto. Io la presi sul serio e le risposi. Dopodiché mi sono informata, consigliere Lagna, il suo sindaco sa leggere e scrivere, mi sono informata e lo sconto non è possibile, posto che lo sconto, quello che ci siamo immaginati per le scuole, quello che ci siamo immaginati per le chiese, attiene allo stesso ragionamento. Se non paga l'uno, paga l'altro. Se non si paga all'ino nella vita, si paga sempre all'ana. Quindi non si può emettere fatture immaginandosi che i cittadini siano di serie A e di serie B, ma bisogna tendere con un piano finanziario, con un piano societario e con un'azione politica forte a che tutti i cittadini diventino di serie A facendo la differenza. Io non capii che era una provocazione, penso che lei lo colse perché dopo mi disse sindaco è una provocazione. Quindi i cittadini di Nodi, la premialità è in quella direzione. È ovvio che si fa con le risorse della CSA, è normale, e che le risorse della CSA, avendo poi formato una società i cui utili rivengono dai cittadini, perché poi, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, tutti i soldi della CSA, una società formata oggi non si sa bene per chi o per come o per che cosa, con quale strategia anche societaria, tutti i soldi della CSA rivengono ai cittadini, anche quelli del piano societario dei parcheggi, che è sempre in perdita, e sono felice di dire ai cittadini che il primo anno che la perdita scende da 70.000 euro a 30.000 euro per un impegno del sindaco, siccome non si facevano multe, non si gestivano per i parcheggi. Allora quella società nasce per gestire i soldi dei cittadini, punto. Quindi la premialità è dei cittadini. È una domanda ovvia che sembra alquinante e provocatoria. Per quanto riguarda all'ora d'intesa, mi scuso con questo consesso, perché è vero, se si dice mezz'ora deve essere mezz'ora. Quello che contesto è che nel massimo consesso della città non si possano fare emendamenti o che gli emendamenti vengano ridotti all'imbarazzo o al mero desiderio di cercare chissà chi o chissà che cosa. Ragazzi, che il piano finanziario non sia stato approvato per irresponsabilità dei consiglieri di maggioranza è successo nel 2005. E quello che è successo dopo, i cittadini di Gradina lo stanno ancora pagando. Quindi non c'è nessun problema, né di maggioranza né di minoranza
nominale si propone di assumere nel momento in cui si candida, poi se ne assume tutte fino in fondo. C'è la Corte dei Conti, che ci sono le cose, che c'è questo, che c'è quell'altro. Non c'è nessun dissidio da risolvere perché non c'è problema. Attiene alle funzioni del consigliere comunale, approvare o non approvarlo, con tutte le conseguenze. E ripeto, per rispondere provocatoriamente, che non si sta raggranellando nessun voto perché ne bastano 4 e il mio c'è, quindi me ne servono 3. Grazie. Ho presenza. Ma che cosa vuole dire, scusi? Vuole continuare su questo discorso o consiglierebbe che basta? Perché stiamo facendo una cosa importante. Servono 8, servono 10 per il numero legale. Tutto quello, allora cerchiamo di diventare adulti. Politicamente. Allora, politicamente bisogna a un certo punto diventare adulti. Va bene la polemica, va bene la contrapposizione. Ritengo che laddove si dice che non si vota l'emendamento perché i soldi sono dei cittadini, io rispondo, questa società, gli utili della società o le perdite della società o tutto quello che serve per gestire la società viene dai cittadini perché questa società è nata per quello e non ha fatto nient'altro, perché altrimenti negli anni, se si voleva trasformare la società in un global service, c'erano gli strumenti, ok? Allora si fa prima una società per la società e poi magari si immagina che può fare il verde pubblico, che può fare le pulizie, che può gestire la luce, se si vuole immaginare nel prospettiva o risparmio. Non si fa una società solo per la caso perché costa di più, perché oggi dal punto di vista di quello che gestisce questa società forse equivale pari al costo di una convenzione con un terzo, laddove in più paghiamo però dipendenti assunti e consigli di amministrazione. Questa è la verità. Il resto sono provocazioni sterili e inutili. Per il resto gli emendamenti sono legittimi quando vanno nella direzione di migliorare l'azione politica amministrativa, non della maggioranza, di questa amministrazione, che sia maggioranza o che sia minoranza. Laddove io mi accorgessi o mi fossi accorta che ci sono delle provocazioni, so leggere, scrivere e rispondere anche con veemenza, perché il fatto che io sia donna non significa che non ho la forza e l'autorevolezza di raccontare il mio pensiero e di farmi spiegare le preoccupazioni e le posizioni di ciascuno,